Amici di Sportisti, appassionati di calcio, ben trovati allo stadio Giorgio Matranga di Castellammare del Golfo, al confine tra Palermo e Trapani, per la sfida, per l'anticipo della giornata numero 6 del campionato di eccellenza siciliana Girone A. Di fronte il Castellammare e il Camarat, da un lato la capolista inattesa ma meritata del raggruppamento, dall'altra una neopromossa che sta cercando di alzare un po' la propria presenza, di rendersi un po' più solida, più consistente nelle zone nobili della classifica del raggruppamento. Una partita che vede, come di consueto, come spesso previsto e prevedibile, una bella cornice di pubblico sia da parte biancazzurra, seppur oggi in maglia rosa, anche per parte montanara, con tanti supporters del Camarat che sono giunti fino a Castellammare del Golfo per sostenere la squadra allenata da Accursio Sclafani, reduce dallo 0-0 non senza recriminazioni contro il Montelepre tra le mura amiche. Tra l'altro, rispetto alle previsioni, c'è stato anche un cambiamento tra le fila del Camarat, come a breve andrò anche ad annoverare nella lettura delle formazioni. Tanto sta per iniziare il match, primo giro al pallone che verrà dato dal Castellammare, in particolare da Messina, fascia di capitano e maglia numero 9 sul braccio, fascia di capitano sul braccio e maglia numero 9 sulla schiena. Assenza particolarmente importante in casa Castellammare è quella di Malik Ba, mentre inizia la partita. Mettetevi comodi, prende il via Castellammare Camarat col primo possesso gestito da Lampo per il Castellammare, poi Caronia al contrasto con Guadalupo, servizio poi di Messina all'indirizzo di Frisella, l'uscita, la prima della partita per Tano Dolenti, e subito sfera gestita dal Camarat con il servizio in avanti di Pane, una specie di campanile sul quale poi interviene la difesa del Castellammare. Poi ancora ci prova la squadra di Sclafani con la chiusura e con il fallo laterale che verrà battuto da Samuele Romeo. Guadalupo prova a girarsi, la chiusura da parte di Tempesta, poi Lampo in avanti il suo pallone, colpo di testa ancora di Caronia, la chiusura di Romeo, poi giocata in avanti ben letta da Lorenzo Mirabelli, altro lancio in avanti, chiude Adamo, e allora sfera che viene recuperata ancora da Bartolo Caronia, che però non riesce a gestirla bene. Allora attenzione, prova a ripartire il Camarat, ma ancora Caronia al recupero. Messina cerca lo scambio, non lo trova, c'è la chiusura di Baio, ancora capitano perché ancora una volta è assente Vito Lupo, e allora ancora l'insegna della leader, l'insegna del capitano per un Camarat che ha perso nel corso della settimana Angelo Rallo, il quale ha lasciato la formazione in maglia bianco-blu. Evidentemente il tandem composto da Mirabelli e il rientrante, il debuttante, potremmo dire così, Romeo, ha portato anche a una scelta, quella di puntare magari su un big in meno nella retroguardia. Intanto colpo di testa di Lampo a mettere fuori, prova ad arrivare senza successo ancora dal centrocampo il Camarat, ma c'è l'errore, poi Frisella con l'appoggio e la chiusura
con il tentativo di Kevin Guadalupo. Intanto sistemato il problema video. La palla intanto riconquistata solo per un attimo da Messina, allora ricomincia a palleggiare dalle retrovie il Camarat con Romeo e Mirabelli con i suoi centrali. La gestione qui un po' complicata per l'ex Castronfavara, che appoggia all'ex Primavera del Palermo. Tornano a palleggiare i due difensori centrali, poi Lococo non riesce a trovare il varco, allora Caronia in verticale subito per Messina. Messina non ne va e si vede in questa circostanza. Dolenti col lancio direttamente in fallo laterale dalle parti di mister Sclafani, mentre batte subito Tarantino, ma c'era un altro pallone in campo e allora va ripetuto il fallo laterale in favore del Castellammare. No, perché va arretrato il punto di battuta. E allora Tarantino con le mani qualche metro più indietro rispetto a quanto provato a fare prima. In avanti Messina con la sponda, dove c'è soltanto Lococo. Mirabelli per Baio. Ancora Mirabelli. Pane, la vuole sui piedi. Lococo resiste alla carica di Frisenna, poi appoggio a Serio in avanti. Pierce, la sponda per Guadalupo, la tiene in campo il 20. Ancora Guadalupo, la ruleta contro Caronia, che però non si fa beffare. Rimessa in zona d'attacco per il Camarat, già battuta verso Lococo. Lococo converge per la palla al limite per Facundo Svaldo, poi verticale di Pane, intercettato Baio in protezione. Pane ancora per Bernardo Baio, lancio scodellato in avanti, vanno giù in due. Era incespicato qui Pierce. Si riprende perché intanto il Camarat ha riconquistato il pallone. Guadalupo, finta di corpo, chiude Frisella col fallo secondo il direttore di gara. Forse punita la giocata con le braccia, la trattenuta dell'ex Don Carlo Misilmeri e Unitas Sciacca ai danni del numero 20. Baio con metri per avanzare. Pane, ancora Baio, violano spesso il duellotto, poi viene incontro Lococo. Guadalupo, la sponda arretrata su Serio, sovrappone anche Romeo. Guadalupo va a cercare proprio il numero 3, non una delle palle migliori per andare a servire il difensore con la maglia numero 3, e allora sarà fallo laterale, occorre un pallone. Castellammare, ricordo, dopo le prime 5 giornate in testa, 4 vittorie ed un pareggio, unica squadra ad aver vinto 4 partite in campionato fin qui. Più indietro c'è il Camarat, che vanta 3 successi, un pareggio e una sconfitta, unica sconfitta contro il Marsala in campionato. Qui Tempesta, sgambettato da Guadalupo, che chiede scusa, punizione in favore della Castellammare. Vado a ricordare anche la terna con direttore di gara il signor Samuele Nazzicone di Ferrara, assistenti entrambi della provincia di Messina, il primo assistente Calarese, secondo assistente Totaro. Lampo alla battuta del calcio di punizione, dall'altra parte non ci arriva Messina, c'è però Cruciata, prova ad andare sul fondo, la palla mezzo e mezzo, una specie di tiro cross. Dolenti fa sua la sfera senza grossi problemi. In realtà non c'era stata la salita da parte di Cruciata, ma di Matteo con la maglia numero 7. Cruciata è rimasto molto bloccato indietro. Mirabelli, Guadalupo, Mirabelli, Baio, anzi Pane, Romeo,
Guadalupo controlla a seguire, attende il momento dei compagni, poi Romeo, ancora Mirabelli, tanto giro palla, a tratti inconcludente, a tratti fastidioso da parte del Camarat, che però non guadagna metri. Guadagna invece il pallone Caronia solo per un attimo, però, in questo tridente molto mobile e per il momento poco pericoloso da parte del Castellammare. Qui la palla troppo larga e soprattutto troppo lunga per il servizio su Orofino, confermato nel tridente. Qui che era andato a bersaglio contro il Cus Palermo nella scorsa trasferta disputata dal Camarat. Vittoria netta per 3-0 con doppietta di Nacio Pierce e gol per l'appunto di Orofino. Qui intanto il lancio di Romeo, la tiene in campo molto bene proprio Orofino, poi la giocata di Baio che poi di testa va da Pierce, tocco per Lococo che non arriva, arriva prima Caronia, allora Tempesta può provare a far risalire i suoi. Tempesta vede l'arrivo a sinistra di Tarantino, gran palla dell'ex Accademia Trapani. Tarantino, uno sguardo al centro, propone il cross, Dolenti. Col tempo giusto aveva intuito la traiettoria della sfera, occhio all'altra parte, a Pierce, inseguito a Cruciata che lo chiude. Sta crescendo partita dopo partita il giovanissimo terzino, mandato in campo con sempre maggiore regolarità da Peppe Mione. Intanto Rofino con lo scarico su Lococo, verticale tentata ma non riuscita, e allora Lococo con una seconda chance la sfrutta andando da Michele Pane. Romeo, Serio, uno dei pochi reduci dalla imperiosa cavalcata dello scorso anno. Se andiamo a vedere la formazione titolare di oggi, gli unici sono lui e Baio, quindi i due terzini. Intanto non arriva Serio sul pallone, ma c'è solo prima il fischio ed il fallo commesso ai danni proprio di Pane, che cercava la giocata in verticale. Intanto è un tarantolata a bordo campo a Curzio Sclafani, ci siamo abituati a vederlo attivo Vispo, mentre già prende il via il gioco con Orofino sopra la traversa con deviazione e calcio d'angolo. Dicevo, siamo abituati a vedere un Accursio Sclafani particolarmente dinamico davanti alla sua panchina. Oggi non fa eccezioni, il tecnico ex San Cataldese, ex assistente anche di Infantino alla San Cataldese. L'anno scorso, a stagione iniziata, il via dell'avventura a Cammarata, avventura culminata con la vittoria del playoff di promozione, l'approdo in eccellenza, il ritorno in eccellenza per il Camarat. Occhio all'angolo, parte Pane nel mucchio, colpo di testa a mettere fuori, ma ancora la palla ce l'ha Michele Pane, che propone un altro cross, attraversato lo specchio della porta, poi la sforbiciata tentata da Mirabelli, palla sopra la traversa, prova a salire di colpi il Camarat dopo un inizio che oserei dire interlocutorio. Tanto problemi per Lampo, che si accascia a terra, richiesto l'intervento della panchina del Castellammare. Problema, se ho visto bene, al polpaccio della gamba destra per l'ex Giovanini della Salernitana, tornato al Castellammare quest'anno. Era stato in biancazzurro 2 stagioni fa, grande stagione per lui e per il Castellammare, giunto al 4° posto in classifica, ma impossibilitato a giocare i playoff per via della grande cavalcata di Nissa e Pro Favara. Tanto provano a dissetarsi anche le due squadre. Si rialza Lampo, che riprende pian piano il suo posto per il momento a bordo campo.
dopodiché si riprenderà con Samuele Di Paola che andrà al rinvio. E con la battuta del numero 1 del Castellammare verso Messina, palla che scorre, c'è Guadalupo che la lascia a Baio, poi Romeo, Mirabelli, tornano a palleggiare i due difensori centrali. È tornato in campo Lampo, da valutare naturalmente le sue condizioni. Ricordiamo che non è a disposizione, c'è Adamo, uno dei perni della difesa. C'è in panchina Leo Musso che potrebbe eventualmente prenderne il posto. Guadalupo con la finta di corpo, ancora la giocata del 20, ferma tutto Crociata, rimessa Camarat che ormai da 3-4 minuti invade, occupa gli ultimi 40 metri di campo alla ricerca del varco giusto. Fin qui un paio di tentativi alla distanza con Guadalupo e con Orofino. Occhio Pierce, tanto con la spizzata aerea, l'uscita di Di Paola, e non dimentichiamo che a disposizione del Camarat c'è Ioan Arquin, ex tra le altre di NM Modica, giocatore che può fare la differenza. Ricordo anche le assenze, mentre Tempesta recupera il pallone. Tempesta fronteggia, evita Mirabelli, Tempesta al limite, liscia il tiro di sinistro, poi mette fuori Serio, chiede scusa Pane per lo svarione. Frisella prova a passare, Frisella riesce, va sul fondo e guadagna calcio d'angolo. Giocata caparbia da parte di Luca Frisella, il primo calcio d'angolo della partita sarà per il Castellammare. Se ne va Tempesta, c'è Caronia pronto alla battuta. Alla battuta Caronia, primo palo, la palla rimane lì, forse un braccio largo, si gioca e subito lancio lungo di Pane a cercare ma non a trovare l'avanzata di Orofino. Poi perde palla Di Matteo e occhio alla riconquista con proprio Di Matteo che cerca di accelerare. Ancora Di Matteo, la chiusura e poi spazza senza grossi fronzoli Lorenzo Mirabelli. Dicevo delle assenze, sono qui in tribuna ad assistere alla partita Vito Lupo e soprattutto Luca Ficarrotta, mentre il direttore di gara chiede al direttore di gara il direttore di gara chiede a Mister Mione di accelerare i tempi nella messa a disposizione dei palloni quando questi varcano l'impianto sportivo. Intanto l'uscita di Tano Dolenti che fa salire i compagni, si propone Romeo che riceve adesso da Mirabelli. C'è Pierce sempre a tenere impegnati quelli che per il momento sono i tre centrali, ovvero sia Crociata, Adamo e Lampo. Lococo fronteggia la finta, il destro di Lococo blocca senza grossi problemi Samuele Di Paola. Occasione creata, costruita da zero praticamente da Samuele Lococo. Intanto Tarantino con la palla giocata in avanti, Romeo può agganciare, si appoggia da Dolenti, la pressione di Frisella, Dolenti, rinvio mancino, l'anticipo di Di Matteo, la palla giocata in avanti da Baio, poi di testa Pierce, dove c'erano solo maglie rosa, nello specifico quella di Bartolo Caronia, verticale sbagliata, allora riconquista il Camarat ma riconquista a sua volta Musso che serve Di Matteo, la giocata di Di Matteo su Orofino. Di Matteo, torna Orofino su di lui, bel duello questo, serie di finte, Di Matteo, cross al centro, in qualche modo Serio, arriva Messina!
che fa 1-0 e sblocca il risultato per il Castellammare. Leggerezza da parte di Serio, e Messina vuole sentire l'urlo, vuole alzare il volume degli spalti del Matranga. 1-0. E il volume del Matranga è alto per Tore Messina, ancora in gol come a Sciacca, come nella partita vinta, l'ultima vinta dal Castellammare in questo campionato. La rete di Tore Messina, sempre lui, il capitano, a togliere le castagne dal fuoco e a sbloccare una partita che non sembrava per niente semplice, almeno per quello che si è visto nel primo quarto d'ora per il Castellammare. Almeno un paio di occasioni importanti create e avute dal Camarat, ma alla fine il punteggio lo sblocca la Bandamione e dunque si porta avanti nello score al 19° minuto, mentre intanto prova subito a reagire il Camarat con questa palla messa in mezzo, allontanata da Adamo. Tocca questa palla in area di rigore, conclusione sul palo, il palo colpito da Orofino, si rimane 1-0 e si può dire che ha reagito subito il Camarat e subito palla gol, forse, anzi senza il forse, la più nitida dall'inizio della partita, firmata da Cristiano Orofino. Palla sul montante alla destra di Di Paola che sembrava battuto. Qui intanto sbraccia Messina. C'è il fischio. Avanza Bernardo Baio, verticale con lo scambio che favorisce ancora Orofino, poi il tocco per vie centrali, prova ad inserirsi e viene fermato con un fallo il numero 14 Orofino dopo la giocata con Osvaldo. E punizione per il Camarat al limite dell'area di rigore e quindi codice rosso per Di Paolo e compagni con questo piazzato. Sulla palla Lococo, ma anche Pane. Occhio alla barriera, naturalmente la sistema con cura il signor Nazicone, che non vuole nessuno oltre i limiti. Pane e Lococo, vediamo chi tira. C'è un'autentica muraglia, qui il direttore di gara che dovrebbe anche far rispettare il metro di distanza tra la barriera, mentre va Pane, conclusione ribattuta, si accontenta del fallo laterale Romeo. Resta dunque in attacco il Camarat con Romeo che va alla battuta di questa rimessa su Guadalupo, che era da solo, tempo di gestirla, calcia addosso a tempesta, la palla torna a lui, allora Lococo. Verticale, forse un po' troppo complicata per servire i compagni, Romeo comunque guadagna il fallo laterale. La fa scorrere Osvaldo, Guadalupo, Romeo, tutto buono, pallone nell'area di rigore, si gira Lococo, va a calciare, c'è la muraglia ancora del Castellammare che respinge, poi prova ad arrivare Orofino, prima Di Matteo, il tocco indietro per Baio. Pane, finta di corpo, destro di Pane, sopra la traversa, prova a ricostruirsi il Camarat, per il momento tiene botta il muro eretto da Miglione e dai suoi giocatori. Di Paola lungo, cerca Frisella, colpo di testa, tempesta su Messina, troppo lungo, arriva Baio, poi Tarantino di gran carriera arriva da dietro, Frisella forse col fallo, si gioca, la palla arriva comunque a Tano Dolenti.
palla ancora gestita dal portiere nativo di Caltanissetta, che gioca su Romeo. Mirabelli, Lococo, la pressione di Messina, palla allora ancora a Mirabelli. Romeo scambia con Pane, ancora l'ex Primavera del Palermo che si appoggia a Lococo, c'è spazio adesso per Baio, verticale su Guadalupo che non arriva, poi Tempesta spazza sui piedi di Samuele Lococo, la giocata tra le linee di Lococo che cerca l'imbucata su Pierce, la palla però non arriva a destinazione, e allora Frisella con calma la vuole gestire, vede il cambio gioco dalle parti di Matteo che controlla. Musso, Tempesta porta a spasso il pallone, serve Frisella a sinistra, gioca bene il pallone con calma senza fronzoli il Castellammare, poi Tempesta in qualche modo su Messina, Lampo che sembra essersi ripreso, Caronia lo gira in avanti pressato, colpo di testa di Serio, poi Lococo alla fine muove il pallone, il Camarat, Pane, Baio in avanti, Guadalupo, prendere campo il 20 che avanza, Guadalupo fermato dall'ottimo rientro in fase difensiva da parte di Caronia, Frisella pressato, fermato col fallo. Tanto dialogo tra due reduci alla Primavera del Palermo, ovvero sia Andrea Adamo e Samuele Romeo. Anche Frisella ha giocato nella Primavera che approdò in Primavera 2, anzi in Primavera 3, proprio negli anni della ricostruzione del Palermo. C'è la punizione per Lampo, battuta verso Tore Messina che per il momento sta decidendo la partita col suo gol al 19° minuto, gol figlio di una evidente sbavatura di Serio in fase di disimpegno, il più lesto, il più bravo, il più rapido, il più scaltro è stato il capitano del Castellammare. Battuta verso l'area di rigore intanto, colpo di testa da parte di Baio, poi sul pallone arriva il primo Cruciata che ripropone in avanti, era per in fuorigioco Frisella. E allora si riparte da Dolenti che fa salire i compagni, poi opta per il lancio lungo verso Pierce che prende posizione ma stacca sulla sua testa Adamo. Di Matteo palleggia e rovescia dall'altra parte su Baio. Dolenti, il rilancio dell'ex portiere della San Cataldese, colpo di testa di Tarantino direttamente in fallo laterale. Dolenti l'avanzata da parte di Michele Pane, da play basso, gestisce la sfera, poi Baio, ancora Pane, Romeo offre uno sfogo al suo centrocampista, poi scarica su Samuele Serio, lancio lungo a cambiare gioco, fallo di Tarantino, giallo. Qui intanto infuria la protesta sulla panchina del Camarat e giustamente a mio dire Messina invita anche la panchina avversaria a star seduta. Poi anche Baio da capitano cerca di placare la situazione, arriva anche Mione. Qui saggiamente anche Lococo, a dispetto dei suoi 21 anni, fa capire ai suoi uomini in panchina di lasciar giocare, di concentrarsi sulla partita.
Arriva intanto la prima ammonizione, il primo provvedimento disciplinare all'indirizzo di Riccardo Tarantino. Intanto il direttore di gara ha ancora da ridire, prova a riportare la calma il signor Nazzicone di Ferrara, non vuole vedere nessuno in piedi se non i due allenatori, che comunque a termini di regolamento è giusto così. Mezz'ora che si avvia a scadere, punizione per Romeo verso l'area del Castellammare, colpo di testa di Pierce che era in fuorigioco. La punizione verrà battuta da Samuele Di Paola. Tanto per il momento tiene il meteo su Castellammare del Golfo, minaccia di pioggia sempre alta, cielo coperto. Tanto rimessa Castellammare. Con Tarantino, che ricordo è il primo ammonito del match. Palla verso l'area del Camarat, di testa prova a prolungare Messina, poi Lococo mette fuori, sforbiciata e palo incredibile da parte di Tempestazione, ancora vivo Messina, pallone nel mucchio, l'appoggio di Baio a Dolenti, ma cosa si stava inventando Tempesta? Giocata incredibile dell'ex Accademia Trapani, uno dei pochi colpi dell'estate del Castellammare, che qui adesso in fiducia va a pressare tutta la linea difensiva del Camarat, commette fallo ai danni di Samuele Serio. Gasatissimo qui Francesco Tempesta, sa per fare un gol pazzesco, e Castellammare che pareggia il conto dei legni, visto che subito dopo il gol al 21esimo ne ha colpito uno Osvaldo per il Camarat. Serio, verticale in avanti, Pierce, sponda Lococo, avanza Lococo, palla per Osvaldo che riesce a liberarsi, Osvaldo verticale, legge tutto bene Lampo, poi fallo di Osvaldo su Caronia, c'è il fischio, c'è il fallo, c'è la punizione. Osvaldo che porta sulla schiena il numero 17, tanto caro al cugino Pablo Daniel quando indossava la maglia della nazionale e anche la maglia della Fiorentina, poi anni alla Roma e lo scudetto vinto alla Juventus per l'attaccante italo-argentino, che ha anche disputato diverse partite con la maglia della nostra nazionale da oriundo, quando ancora la naturalizzazione non era un esercizio così diffuso, almeno per quanto riguarda l'Italia. Adesso sono tanti i giocatori oriundi in odore di azzurro. Tanto Guadalupo, torniamo in cronaca. Romeo, palla per Lorenzo Mirabelli. Osvaldo prova a passare in mezzato, viene fermato, pallone spazzato in fallo laterale da Leonardo Musso. 32:40 sul cronometro, regge il gol di Torre Messina. Ricordo che è in corso anche l'altro anticipo della sesta giornata del campionato di eccellenza Girone A, ovvero sia la sfida tra Cus Palermo e Bagheria. Bagheria reduce dalla sconfitta sul filo di lana nel derby contro il 90-011, Cus Palermo che invece ha vinto la sua prima partita stagionale sul campo della Folgore Castelvetrano. Intanto passa Cruciata, ma è rimasto a terra un giocatore del Camarat, dovrebbe trattarsi di Osvaldo. Si riprenderà con una palla che verrà scodellata dal direttore di gara per i giocatori del Castellammare, in quanto erano loro in possesso prima del fischio, prima dell'interruzione del gioco, con Adamo che serve Cruciata. Palla lunga
stacca Baio sulla schiena di Tempesta, poi recupera Messina proprio per il suo numero 10. Pressing di Lococo, resiste Tempesta, poi Lococo gli porta per il pallone, riparte Pierce contro Lampo che lo stende, punizione, giallo. Secondo giallo della partita, dunque, dopo Tarantino anche Gabriele Lampo riceve il provvedimento disciplinare al minuto 35 in corso. Per il momento non arrivano aggiornamenti da Palermo, dal centro universitario sportivo. Dunque ne deduco che ancora sullo 0-0 la gara tra Cus Palermo e Bagheria. Poi domani il prosieguo della giornata. Saremo tra l'altro presenti su 4 campi del campionato di eccellenza in diretta con Bagheria 90-011 Don Carlo Misilmeri, San Vitolo Capo Partini Caudace e San Giorgio Piana Unitas Sciacca. Intanto occhio alla punizione, va Pane di Paola in calcio d'angolo. E poi per completare il novero delle partite che seguiremo sui campi dell'eccellenza saremo al Dino Liotta per l'Icata Accademia Trapani, naturalmente in questo caso gli highlights a fine partita, così come per tutte le altre gare che seguiremo dai campi, così come anche Gemini Casteltermini per il campionato di promozione, il derby. Intanto occhio, situazione in area di rigore praticamente a ridosso del palo alla sinistra di Di Paola. Qui sia Tempesta che Messina invocano l'intervento del primo assistente, del signor Calarese. Dovrebbe esserci Tarantino a terra. Non è chiaro se è richiesto l'intervento del massaggiatore. Tarantino intanto va a protestare con il signor Calarese, costretto a lasciare il campo. Tanto occhio all'angolo sulla palla Pane, ancora serie di blocchi praticamente fuori dall'area piccola. È uno schema per Osvaldo. Osvaldo sul fondo propone il cross, secondo palo, colpo di testa di Guadalupo che vola sulla schiena di un avversario, guadagna anche calcio d'angolo. E adesso è forte la spinta del Camarat. A 8 minuti più eventuale recupero dalla fine del primo tempo, sta già mandando a scaldare Arquin e con lui anche Ledesma che si sta scaldando. Pane dalla bandierina, colpo di testa a mettere fuori, poi altro colpo di testa a prolungare, di nuovo Lampo, Guadalupo forse sbilanciato, l'arbitro stava per fischiare, poi ha deciso di lasciare andare. Lococo resiste ad una carica, non alla seconda, la palla ce l'ha Pane, Baio finta di crossare, poi va da Orofino che viene fermato, fallo di Orofino su Caronia, giallo per il numero 14, terzo ammonito della gara dopo Tarantino e dopo Lampo, primo giallo anche per un giocatore del Camarat. C'è la punizione per Di Paola, lunga per tutti, interviene Dolenti. Lococo, la palla per Mirabelli, Romeo. Guadalupo, Pane, Lococo.
Qui intanto la palla non arriva a destinazione da Orofino, si riparte dal fondo. Ma che è? Battuta di Di Paola su Tarantino, troppo lungo per tutti. Osvaldo, fermato senza fallo da Caronia, ritrova il pallone, forse reclamano anche un fallo di mano i giocatori del Castellammare. In ogni caso Romeo apre su Baio. Dolenti, pallone pericolosissimo di Baio. Dolenti con qualità in palleggio la allontana, poi Mirabelli. Osvaldo male col petto, Caronia lotta, chiede un altro tocco, questa volta non arriva. Orofino, ancora passaggi non semplici da gestire per Dolenti, che va ancora lungo, interviene Tempesta. Frisella sbilanciato da Romeo, c'è il fallo di Romeo. Tanto gol del Bagheria, ha segnato Ballariano e quindi vantaggio per la squadra ospite. Dunque punizione per il Castellammare. Occhio a Tempesta che sembra ispirato quest'oggi. Colpito una traversa incredibile con un calcio di punizione. Sulla palla c'è proprio il numero 10 del Castellammare che conta i passi, fischia l'arbitro, parte Tempesta, blocca senza grossi problemi Dolenti che l'aspettava lì. Lococo prova a correre, inseguito proprio dal numero 10, poi Cruciata, fallo laterale. Pane, Romeo per Samuele Serio. Romeo ancora al 25 che gestisce palla, propone questo cross lungo sul secondo palo. Rofino insegue la sfera, scarica indietro su Baio, ed è una buona idea questa. Baio però viene fermato dall'intervento di Di Matteo che gioca subito in verticale su Messina. Tempesta allarga per la gestione del pallone di Frisella, altro cambio gioco su Messina, gran palla di Frisella per Messina che entra in area. Messina l'ha spaccata con l'uscita di Dolenti, c'è il fallo, ma qui occasione Castellammare. E che occasione, aggiungo io, perché qui l'ha gestita benissimo la ripartenza la squadra di Mione. Poi è chiaro, scontro tra due dei giocatori più esperti tra quelli in campo, mentre è assai probabile, considerando che ormai da una decina di minuti che va avanti il riscaldamento, è assai probabile vedere Johan Arkin e Matteo Ledesma in campo dopo l'intervallo. Non sembra molto soddisfatto mister Sclafen, e tra l'altro penso che voglia anche aggiungere peso in avanti ad una squadra che, almeno per quanto riguarda i duelli al centro dell'area, non sta primeggiando, anzi. Tarantino, verticale su Frisella che controlla a seguire con la coscia. Frisella vede arrivare i compagni, serve Tarantino che crossa di prima intenzione, c'è Tempesta, c'è soprattutto Baio, poi conclusione di Caronia. Volante interessante, ma Dolenti c'è e va subito a calciare da Pierce. Colpo di testa di Lampo in fallo laterale, l'ultimo tocco è del centrale di casa. Serio. Lococo, la giocata su Tempesta, poi chiude
Tarantino che recupera, ancora Tarantino pressato, la libera su Tempesta, Tempesta dimentica il pallone che esce fuori, rimessa Camarath a 1 minuto più recupero se ci sarà alla fine del primo tempo. Pane, c'è Osvaldo che si è portato a destra, cross di Mancina, lampo di testa, statuario, poi arriva Frisella, Tempesta la tiene, cerca la giocata, ancora Tempesta, resiste, viene fermato senza fallo e allora Orofino lascia Lococo. Pierce chiude il triangolo, Lococo col tunnel su Caronia, fermato però dall'intervento di Musso, poi Adamo spazza via. Adesso sta facendo blocco il Castellammare, sa quanto può essere fondamentale andare a riposo in vantaggio e poi impostare un secondo tempo diverso. Qui Di Paola la lascia scorrere, la vuole gestire con calma, ai secondi, quindi non può tenerla in eterno. E allora la raccoglie e serve Gabriele Lampo, scade il 45esimo, 3 minuti da giocare, mentre c'è questa palla lunga a cercare Tore Messina, troppo lunga per tutti. E allora Dolenti la prende con le mani, si chiude a 48 dunque il primo tempo comunque godibile, non sono mancate le occasioni anche di una certa pericolosità da entrambe le parti. Vige l'1-0, vige la legge di Messina sul Matranga, proprio come è successo la scorsa settimana al Gurrera di Sciacca. Ricordo che il Castellammare avrebbe dovuto giocare mercoledì in Coppa al Nino Lombardo Angotta di Marsala, il ritorno degli ottavi di finale, poi però la pioggia torrenziale che si è abbattuta sulla città libetana ha indotto al rinvio e si gioca tra 4 giorni, ossia mercoledì 22. Guadalupo prova a puntare, poi cross ribattuto, c'è Lococo in anticipo su Caronia che però mette il piede più rigido e l'allontana, ma c'è ancora il Camarath in possesso con Baio, sfida con Cruciata, duello tra numeri 2, vinto con la palla messa in fallo laterale da quello in maglia oggi rosa. Allora Kevin Guadalupo con le mani sul Lococo, scambiano i due, ancora il 7 che pennella questo cross, allontana Adamo, poi il recupero da parte di Pane che avanza, Guadalupo calamita il pallone, lo scarica su Baio, posizione regolare, cross di Baio, allontanato ma ancora Baio che la gioca, Guadalupo in area, Guadalupo serie di finte, Guadalupo mette in mezzo e Pierce non è riuscito a metterla in porta, solo l'illusione del gol per il Camarath. E qui ci è andato vicinissimo Nacho Pierce a 45 secondi dall'intervallo di metà gara. E qui il piano di andare all'intervallo in vantaggio stava per sfumare per il Castellammare. Intanto Tempesta allontana, Romeo col fallo. Si riprende con Caronia che la lascia a Lampo. Lampo lancia verso Messina, colpo di testa di Baio ad appoggiare su Dolenti, ma è l'ultima giocata di un primo tempo comunque godibile, come dicevo prima, tra Castellammare e Camarath. Decide la rete al minuto 19, firmata da Tore Messina con il disimpegno sbagliato di Serio, la rete dell'1-0 firmata dal capitano della formazione di casa. Intanto un po' di scintille in questo finale di primo tempo, però le squadre si avviano
tranquillamente, regolarmente negli spogliatoi del Giorgio Matranga. Noi naturalmente restiamo collegati a Castellammare del Golfo come di consueto. Immagini, targate Sportivi di TV e poi torniamo per la ripresa di Castellammare Camara. Sono molto emozionato perché insomma ci torno praticamente dopo 1 anno e mezzo e l'ho fatto riflettendo molto su quello che è stato il mio percorso, il mio periodo qua. Avevo voglia di tornare, avere la possibilità di dire le mie cose con grande serenità. È una bella occasione per farlo di presenza per me è ancora più importante che invece una fredda intervista su un giornale. Dunque ho accolto l'invito che mi è stato proposto molto volentieri e con la voglia di venire, di fare 2 chiacchiere e tornare in una città che comunque sapete bene quanto ci tengo, in un momento molto positivo per il Palermo, dunque meglio di così non poteva essere. Guarda, l'ho fatto prima e secondo me bisogna sempre contestualizzare i momenti, le situazioni, capire il punto di partenza. Io penso che quello che è stato fatto un lavoro in profondità di una squadra che con grande bravura aveva vinto i playoff di Serie C e abbiamo affrontato quello che era una strutturazione societaria, sia a livello proprio di strutture, sia a livello di strutture, a livello di giocatori, di rose, di quello che doveva essere il Palermo. Poi quando hai a che fare con le emozioni della gente che giustamente vuole vedere la propria squadra vincere, non è stato sempre facile, ma penso che è stato fatto un lavoro in profondità per far sì che il Palermo tornasse a essere competitivo, creare le basi per un futuro importante, con la consapevolezza di essere in un gruppo, in una società che aveva le potenzialità per far tornare il Palermo dove merita di essere. E ho fatto quello che per me è stato un lavoro di istruzione molto importante, assumendomi tutte le responsabilità del caso, ma l'ho fatto con l'orgoglio di qualcuno che vuole veramente bene al Palermo e mi sono assunto una grande responsabilità, lo rifarei, nonostante probabilmente non era il momento giusto per vincere subito, ma era un momento di passaggio per creare le basi per poterlo fare. No, perché si è andate a rivedere le squadre, le rose, quello che era l'obiettivo che ci eravamo prefissi il primo anno, quella che era la crescita sul secondo anno, che era quello di sempre provare a vincere, ma era quello che c'era bisogno di certi passaggi, capire certi giocatori come si adattavano alla piazza di Palermo. Io penso che dal mercato di gennaio dell'anno scorso il Palermo abbia alzato gli obiettivi, prendendo giocatori di un certo livello, perché per vincere a Palermo ci vogliono determinate caratteristiche. Noi abbiamo cercato di farlo, valorizzando al meglio la rosa, capendo che certi giocatori potevano esprimere il proprio talento, alcuni l'hanno fatto, alcuni hanno fatto più fatica. Vincere a Palermo è entusiasmante con tutte le difficoltà che questo comporta e di conseguenza c'era un lavoro profondo, in profondità da fare e per me abbiamo dato, io e il mio gruppo di lavoro, attraverso anche la fiducia che la società mi ha dato per quasi 2 anni, creato le basi per far sì che il Palermo si strutturasse, capisse dove potesse agire per migliorarsi sempre e quest'anno sembra che insomma col mercato che è stato fatto quest'estate possa essere forse l'anno giusto. Ma sai, io penso che quando fai questo lavoro la critica fa parte appunto di quello che fai, è giusto accettare, ci sono quelle costruttive, ci sono quelle sterili, c'è chi non vuol capire cosa stai facendo in quel momento e poi come ho detto io ho il grande rispetto per il tifoso perché alla fine è quello che vive la settimana per vedere la propria squadra, a volte purtroppo non è stato possibile vederla vincere sempre anche se la volontà era quella di regalare, ma la consapevolezza che era quello che volevo dare ma che in quel momento non era possibile farlo se non attraverso un percorso di crescita che doveva essere continuo, sviluppato nel tempo, che ha permesso probabilmente anche alla società di valutare tante cose che ho detto dentro la società e per far sì che certe cose potessero essere un valore nel percorso successivo. Come ti dicevo, dal mercato in generale l'anno scorso il livello dei giocatori in acquisizione è salito tanto, quest'anno hanno fatto una campagna acquista veramente importante, dunque ci sono perso tutti i presupposti, il livello dei competitor, dunque le squadre con cui te ne andrai a giocare, e secondo me è un livello che il Palermo nella crescita di questi 4 anni ha pianificato e ha sviluppato meglio rispetto a quello che era allora il Parma, quello che era allora la Cremonese, quello che era la Cremonese rispetto a quello che era il Palermo qualche anno fa. Adesso sicuramente Venezia, Empoli, Monza sono squadre molto competitive, ma hai la sensazione e la percezione che il Palermo stia completando un percorso e che ci siano tutte le qualità, le caratteristiche, l'allenatore bravo, i giocatori forti per poter vincere. Perché sono bravi, perché sono competitivi, sanno cosa significa giocare a Palermo e questo fa parte di un mondo molto competitivo, sapere reggere le pressioni di Palermo, saperci stare dentro è una grande capacità e loro sono qui perché hanno tutte queste attitudini, sono ragazzi a cui sono molto legato,
che a volte ci sentiamo ancora. Comunque auguro loro il meglio per la loro carriera e di vivere magari la grande emozione, perché so cosa vuol dire vincere un campionato di Serie B Underi a Palermo. Lo auguro a loro e a tutta la città e a tutta la tifoseria. Fantastiche, lo dicevo prima, sono emozioni uniche perché quando torno qua è sempre bello rivedere amici, conoscenti anche, poi l'affetto sempre dei tifosi è davvero impagabile, veramente, nel vero senso della parola, perciò sono grandi emozioni che porterò dentro per tutta la vita. Ecco. Bene, sono sincero, vedo un Palermo forte, un Palermo che spero possa dire la sua alla lunga. Insomma, non voglio dire così, voglio dire il mio desiderio, ecco, è che il Palermo possa ritornare in Serie A subito, il prima possibile, e ha le possibilità per farlo perché la squadra è forte, l'allenatore è preparato, quindi spero sia l'anno buono. Il percorso di crescita c'è stato, ovviamente i tifosi lo so che vogliono vedere subito la squadra a livelli alti, ma c'è sempre un percorso da fare e quello credo che sia stato fatto e ora siamo abbastanza maturi per tornare su. Ecco perché è forte. I portieri ce ne sono 3 di altissimo livello, tutte e 3. E al momento sta parlando Iorone, ne sta facendo pure molto bene, perciò credo che l'allenatore anche ora stanno venendo da 2 infortuni gli altri, perciò non credo che ci sia uno stravolgimento, però insomma tutti possono giocare e tutti possono fare benissimo. Già ridetto anche questo, che sono un fan di Seba perché sono stato uno di quelli che l'ha promosso tantissimo a Palermo, quindi sono convinto che alla lunga possa davvero essere un portiere di altissimo livello, non solo per il Palermo ma anche per squadre davvero blasonate. Ecco. Tantissimo, sai, quando hai dei difensori esperti che sanno cosa fare, sanno anche aiutarti da portiere, è sempre una sicurezza che hai. Quindi più persone esperte ci sono, più ti puoi confrontare, insomma. I giovani ovviamente fanno sempre comodo perché portano entusiasmo, portano forza, portano linfa nuova, però avere un difensore centrale come Bani, insomma, ti dà tantissimo. Ottimo giocatore, anche lui sarà sicuramente un giocatore di grande prospettiva, ma chiunque in questo Palermo è stato costruito veramente bene e penso che alla lunga davvero possa toglierci davvero tantissime soddisfazioni. L'ho detto prima, credo Iorone al momento, se non capita qualcosa, cioè qualcosa voglio dire, qualche sconfitta ripetitiva, non credo che l'allenatore andrà a stravolgere troppe gerarchie. Ecco, al momento Jess sta facendo molto bene, quindi penso che parlerà lui da qui alla fine, almeno che ovviamente, come ho detto prima, non ci sia qualcosa di clamoroso. Ecco. Direttore, buonissimo inizio per l'Avellino che di fatto è matricola soltanto per modo di dire per quello che si è visto finora in campo. Sì, abbiamo sicuramente impattato bene, anche se in realtà la prima partita abbiamo sofferto, abbiamo fatto tesoro degli errori fatti a Frosinone già nella partita, già nel secondo tempo di quella partita e poi successivamente abbiamo capito un attimino come affrontare la categoria. Al di là della qualità, l'Avellino non può prescindere dagli elementi legati alla grinta, al piglio giusto da avere in ogni contrasto, in ogni giocata. Ecco, tra l'altro ha nominato il Frosinone che si trova lassù in classifica. Secondo lei, dopo le prime giornate, si può già delineare quelle che possono essere le forze in campo, soprattutto ai piani alti della classifica? No, secondo me no, infatti è proprio per questo che preferiamo tenere i piedi per terra e continuare nel nostro percorso umile ma fatto di coraggio, perché sappiamo bene che nelle prime giornate soprattutto alcuni club che hanno delle rose importanti non hanno ancora tra virgolette trovato la quadra, ma alla fine quando ci sono dei valori, i valori usciranno fuori e secondo me adesso inizierà un nuovo campionato con la ripresa. Ecco, visto che siamo a Palermo, parliamo appunto della formazione di Inzaghi. Sicuramente l'avrà guardata giocare. Che impressione le ha fatto e quali possono essere le prospettive, soprattutto le rivali per la promozione? No, tra le grandi il Palermo è una di quelle poche società che mi ha già dato l'impressione di essere una squadra già ben quadrata
infatti ha avuto subito un impatto importante, ma al di là della qualità del gioco si vede proprio che hanno spessore e hanno le qualità giuste secondo me per raggiungere i loro obiettivi. Tutto pronto per l'inizio del secondo tempo qui dallo stadio Giorgio Matranga di Castellammare del Golfo. Sembrano pronte le prime novità. Ne avevo già parlato apertamente durante la telecronaca del primo tempo, ma è tutto pronto per l'ingresso in campo di Johan Arken. Da capire di chi prenderà il posto, sicuramente non di Nacho Pierce, perché lo vedo ancora in campo. Sembra che a lasciargli il posto possa essere Mirabelli. Non c'è Mirabelli, quindi dentro Johan Arken al posto di Mirabelli, e questo è un cambio particolarmente offensivo. Inizia il secondo tempo con il primo giro al pallone dato proprio dal Camara. Attenzione subito all'inserimento di Lococo che ci ha provato. L'uscita di Di Paola, ma la palla è andata in calcio d'angolo perché Di Paola se l'è trascinato fuori. Allora si parte subito con un tiro dalla bandierina per la squadra di Accursio Sclafani, che dunque rinuncia a Lorenzo Mirabelli per appesantire l'attacco. Va Pane alla battuta, area piena con il Castellammare che difende in blocco, pallone nel mucchio troppo lungo per tutti, non arriva Guadalupo. E ora andiamo a vedere come si risistema in campo il Camarat. Non ha fatto cambio ovviamente dall'altra parte Giuseppe Mione, e dunque in porta c'è Di Paola, linea difensiva a 3 con Cruciata, Adamo e Lampo. Sugli esterni ci sono Tarantino a sinistra, Di Matteo a destra, in mezzo al campo Musso e Caronia. In avanti questo tridente molto mobile, molto pericoloso, composto da Tempesta, Frisella e Messina. Tanto occhio all'avanzata da parte di Osvaldo. Pane, Guadalupo col controllo a seguire, si è liberato lo spazio all'altra parte per servire Rofino, ma è stata ottima la chiusura, poi arriva Serio ad allontanare. Pane lo affianca Guadalupo, la palla è per lui. Guadalupo se la porta sul destro, si va a chiudere in un vicolo cieco, allora scarica su Pane. Baio converge, resiste alla carica di Matteo che è ingenuo nel commettere fallo, calcio di punizione. Sì, sembra praticamente una linea a 3 in difesa per il Camarat. Intanto occhio a Lococo, duello tra numeri 7 con Di Matteo, converge Lococo, passaggio ribattuto, c'è Baio in posizione regolare, il cross di Baio, colpo di testa a mettere fuori, poi arriva Lococo, il controllo di Lococo, il destro che si perde lontano, tiene il pallone in campo Rofino contro Tarantino che gli porta via la sfera. Allontana poi Tarantino dove c'è solo maglie bianche e blu, e allora attacca ancora il Camarat con Pane, palla per Baio, attacca a pieno organico la squadra di Sclafani, ancora con Pane che palleggia, lancio lungo di testa Adamo, di testa Di Matteo, poi Baio se la sistema e appoggia Pane, allarga su Osvaldo che fa di fatto l'esterno destro, duello con Tarantino che guadagna fallo laterale. Dicevo adesso questa specie di linea a 3 con Serio e Baio, braccetti particolarmente offensivi, e Romeo baluardo centrale. Poi sugli esterni vedo per il momento Lococo è c'è Orofino che fa il terzino, quindi linea a 4 confermata con Guadalupo e Pane in mezzo al campo, un po' più larghi
a supporto ci sono Lococo e Osvaldo, le punte sono Pierce e Arken, un 4-2-4, infatti un 4-2-2-2. E piessa palla, Pagliaccio Casè! Terza categoria che sei! Terza categoria che sei! Andiamo a vedere, a proposito delle modifiche avvenute a gara in corso, quelli che sono le disponibilità sulle due panchine, ricordando che ovviamente il Castellammare ha ancora tutti e 5 i cambi, ne può ancora effettuare 4 a Curzio Sclafani. Qui Guadalupo fermato, occhio a questa entrata, scontro tra Fisella e Guadalupo si gioca. Musso allarga per la corsia di Matteo che può prendere campo, Di Matteo contro Baio, allunga Di Matteo, la finta, Baio lo chiude. Poi ancora il 7 del Castellammare che propone questo cross in mezzo, stacca Messina, va a vuoto, la palla rimane lì, Tarantino sopra la traversa. Prima occasione del secondo tempo, adesso sì, andiamo con le panchine, quella del Castellammare col secondo portiere Motta, poi Giuseppe Musso, Vaccaro, La Monica, Leto, Eliotropio, Colantoni, Noto e Urso. Panchina del Camarat che dopo, intanto attenzione, c'è a terra Pane. Lo rialza energicamente Samuele Romeo. Dicevo della panchina o quel che rimane del Camarat, mentre Tempesta discute con l'arbitro, c'è anche Pane. Dicevo la panchina del Camarat con il secondo portiere Banfi, poi Ledesma, Cuffaro, Federico, Vizzini, Spinelli, Di Marco e Avanzato. Baio avanza, lancio lungo a cercare Pierce, la sponda per Arken che non riesce ad arrivare, poi sì, fermato da Caronia, poi subentra ancora nell'azione, buono quell'intervento ai danni di Frisella. Guadalupo prova a guadagnare ritmo d'attacco del Camarat, Guadalupo con la palla per Lococo, la voleva in profondità con l'inserimento del 7 che però non è avvenuto. I due che hanno giocato insieme nella primavera del Palermo. Intanto direttore di gara che va ancora a parlare col mister Mione. Mentre è pronto Cuffaro. E quindi secondo cambio nel Camarat, minuto 52. Finisce la partita di Orofino, inizia quella di Giuseppe Cuffaro. E si riparte con il rinvio per Samuele Di Paola. C'è il rinvio da parte di Di Paola, dalle parti come sempre di Messina, stacca però Guadalupo. Poi l'entrata di Osvaldo su Caronia, punizione Castellammare. Tanto il direttore di gara aveva invitato mister Mione a far cambiare le casacche ai giocatori che stanno effettuando i riscaldamenti in panchina, perché lo stesso colore della maglia da gioco del Castellammare. Intanto attenzione a Lococo che spinge, Lococo contro Cruciata, lo salta, mette in mezzo, chiusura di Adamo che poi viene travolto da Osvaldo e punizione per il Castellammare. A terra Andrea Adamo. Si rialza il veterano capitano del Castellammare.
e la palla ce l'ha ancora Samuele Di Paola per un altro calcio piazzato. Cercato nuovamente Messina che prolunga su Di Matteo, l'anticipo secco di Baio che prova a tenerla in campo nel modo di allontanare Guadalupe in qualche modo di testa, poi Messina, Baio, Messina prova a liberarsi, resiste alla carica di Pierce, poi c'è il fallo ingenuo da parte di Michele Pane, punizione Castellammare. 8:40 nel cronometro del secondo tempo. Dunque sono 3 ancora le mosse a disposizione di Accursio Sclafani, ha ancora tutto il carnet di cambio a disposizione Giuseppe Mione. E c'è Francesco Tempesta sul punto di battuta, con lui anche Caronia. Batte Tempesta verso l'area, pallone che rimane lì, Messina lo controlla ancora Messina. Palla che finisce in calcio d'angolo dopo lo scontro con Lococo. Calcio d'angolo, sì, giusta la chiave di lettura. Intanto si spiegano Lococo e Messina, mentre Tempesta si avvia sul punto di battuta del calcio d'angolo. Alla battuta il numero 10 che ha colpito un palo nel primo tempo, palla che spiove, colpo di testa da parte di Tarantino che era tutto solo ma ha colpito male. Arriva il pallone con qualche secondo sempre di ritardo, almeno a giudizio dei giocatori del Camarat. Dolenti con la gestione su Baio. Baio va a lungo, cerca e trova Lococo, il quale palleggia ma viene fermato da Di Matteo che alza questo campanile dalle parti di Frisella. Attenzione alla sbracciata forse di Frisella su Pane. Si gioca, Serio scambia con Cuffaro e per arbitro ferma il gioco, è rimasto a terra Pane. Ora si rialza. Si riprende al Matranga, palla per il Camarat con il cross all'interno dell'area di rigore. Qui la carica di Pierce su Di Paola. Tanto è ripreso il gioco anche a Palermo per il secondo tempo di Cus Palermo Bagheria, ricordo parziale, fermo sullo 0-1, in questo caso sono gli ospiti in vantaggio col gol realizzato da Ballariano nel finale di primo tempo. Qui l'entrata di Serio che poi prolunga di testa, Messina, Frisella fermato da Pane, rimessa a Castellammare. C'è una rimessa, predica calma a Cursio Sclafani, palla lunga, prolunga Frisella di testa, poi Romeo la calcia lontano, Arken con la sponda e per lo scambio in qualche modo con Osvaldo, ancora la corsa del 17, recupera il pallone Adamo che poi viene caricato forse regolarmente, non così secondo il direttore di gara, e allora Pane, la sterzata, Caronia, fallo. C'è battuta la punizione, Osvaldo col cross in area, pallone che rimane lì allontanato in qualche modo da Adamo, anzi da Musso, e fallo laterale adesso per il Camarat che spinge. Lococo, Serio, Romeo, Cuffaro con la finta di corpo che disorienta Frisella e può avanzare, verticale su Arken che la protegge contro Lampo che poi la tocca, anzi non la tocca nessuno, sarà rinvio dal fondo per Di Paola. Si muove tutta la panchina da una parte e dall'altra
C'è Di Paola pronto a rinviare quando siamo nel corso del 59esimo minuto, quindi 14esimo della ripresa in corso. Di Paola va a lungo cercando ancora una volta Messina per il netto vantaggio Romeo. Pierce prolunga dove c'è Cruciata. Adamo anche prima di Caronia la tiene in campo Tarantino, si deve impegnare. Poi Archen con lo scontro, attenzione perché c'è Pierce che prova ad arrivare, ma c'è Di Paola prima. Rinvio del portiere del Castellammare. Messina ha tempo per controllare la palla. Si era mosso in verticale Frisella, invece si appoggia con calma da Tarantino. Caronia, Tempesta, Musso, Caronia, verticale, legge bene la situazione Cuffaro. Romeo, controllo per la palla recuperata senza fallo da Di Matteo che prova a partire, si è buttato nello spazio Musso, non lo vede Di Matteo che serve Tempesta. Tempesta con la giocata tentata su Baio, Baio con l'esperienza e anche forse con un braccio allontana energicamente l'avversario. Guadalupo, Baio, c'è il ritorno di Tempesta che spende il fallo e si becca il giallo. Cure per Bernardo Baio, mentre è pronto anche, sembra pronto il terzo cambio tra le fila. Sembra un problema alla spalla per Bernardo Baio. È pronto Vizzini. A proposito di reduci dalla cavalcata dello scorso anno, vedremo se a prescindere era previsto. Vizzini è invitato a muoversi, sembra essere uscita la spalla, vediamo le condizioni di Baio che si tiene la spalla sinistra, sicuramente non immagine troppo edificante almeno dal punto di vista delle condizioni del capitano del Camarat, che però sembra in grado di riprendere, sembra in grado di continuare. In ogni caso intensifica il riscaldamento, in questo caso Mario Vizzini. Guadalupo, sponda su Baio, lancio troppo corto, c'è Caronia che appoggia a Musso. Messina, Caronia, verticale su Frisella, posizione regolare Romeo. Intanto la palla giocata, mentre c'è un po' di tensione sopra di noi sugli spalti. Proviamo a raccontare la partita, che sicuramente è più importante. Guadalupo, Pane, Serio, scambia con Pane, cambio gioco, mentre il direttore di gara ferma il gioco perché c'è troppa tensione in tribuna. Troppa tensione in tribuna. Il gioco è fermo, siamo nel corso del 63esimo minuto, il gioco è fermo già da circa 30 secondi. Intervento degli agenti di polizia che stanno provando a sedare un po' gli animi.
Intanto il direttore di gara sembra intenzionato a far riprendere la partita che è stata ferma per un minuto circa. Sì, un minuto e spicci. Palla lunga, Arken con la sponda tentata, arriva Cruciata prima di tutti. La rimessa per Guadalupo, di testa Caronia, poi Lococo. Pallone in mezzo, l'uscita di Di Paola sulla testa di Pierce. Poi prova a subentrare Cuffara, viene anticipato, prova a spingere la ripartenza il Castellammare con Frisella, ma la palla è uscita. Sembra intanto essere stata ristabilita la calma, quantomeno l'ordine, sugli spalti del Matranga. Baio. Lococo controlla a seguire, lo insegue Cruciata, Lococo tiene il pallone incollato al suo piede destro, per la palla in aria, allontanata da Musso. Romeo, sponda Pierce, preso in controtempo Arken, poi Lococo alimenta per Guadalupo, anticipato dall'ottimo Cruciata. Classe 2008, lo ricordiamo sempre ogni volta che commentiamo le gare del Castellammare, classe 2008. Alessandro Cruciata, 17 anni. Tanto c'è il fischio, c'è la punizione per il Castellammare. Ritmi che si sono inevitabilmente un po' abbassati, fermo restando che il Castellammare per il momento è in controllo, anche se il Camarat spinge. Di testa nessuno, poi Baio. Guadalupo, indietro a Dolenti. Arken prolunga Pierce, sponda e triangolo che si chiude. Arken prova a sprigionare i cavalli. Va Alex Modica che propone il cross lungo sul secondo palo, ha cercato, aveva già caricato la girata Guadalupo, ma è stato anticipato dall'intervento ancora di Cruciata. Poi Di Matteo avanza, prova a fermarlo Osvaldo senza riuscirci, tempesta, palla che va fuori, rimessa Castellammare. Arriva adesso la battuta per Di Matteo che gestisce. Messina prova a prolungare, lo anticipa Baio, la rimessa è proprio per il Castellammare. E va Di Matteo con le mani a cercare e a trovare Messina, la sponda dove c'è Dolenti. Era in fuorigioco Frisella, ma tutto ok naturalmente. Intanto qui il fuorigioco, ravvisato dall'assistente, sembrava che si potesse continuare a giocare, così non è stato. E qui le proteste di Dolenti e di Romeo all'indirizzo del signor Nazzicone, perché comunque sembrava si potesse procedere col vantaggio dopo il fuorigioco. Pane, palleggio su Baio, costretto a rincorrere il pallone. Pane, Romeo avanza, tocco per Serio, ancora per Samuele Romeo che tocca da Pane, verticalizza con Osvaldo che lascia correre su Lococo. Lococo converge, propone il cross, colpo di testa in anticipo su Arken, poi Baio la vuole tenere in campo, la vuole rimettere in mezzo su Pierce, anticipato, poi la palla controllata da Cruciata che esce addirittura palla al piede ma rischia e sbaglia. Bravo, poi scivolata a fermare l'avversario, ancora Camarat con Osvaldo,
la sterzata improvvisa, resiste alla carica, mette in mezzo il pallone, colpo di testa di Tarantino a mettere fuori, insiste il Camarat che adesso avvolge, che adesso assedia la tre quarti difensiva del Castellammare. Romeo disorienta Tempesta e avanza, tutto il Camarat negli ultimi 40 metri di campo, eccezione di Dolenti. Osvaldo Guadalupo cerca di scodellare per Loco, giocata di prima verso Pierce, chiusura di Andrea Adamo e torna a fare blocco davanti alla sua porta il Castellammare. Qui Tempesta prova a tenerla contro due, Tempesta, qui l'ultimo tocco di Guadalupo secondo il primo assistente, fallo laterale per il Castellammare che può respirare con la palla, in questo caso in mano, giallo per mister Sclafani. Tanto prepara la prima mossa, almeno così sembra Peppe Mione. Messina prolunga dove c'è Baio, poi Caronia. Tempesta sempre con la solita tecnica, tiene il pallone, Caronia apre su Baio, sul Lampo, chiedo scusa. Tarantino fermato, ancora fallo laterale dall'altra parte del campo per la squadra di casa. Sembra essere il momento di noto per la squadra di casa, con Tarantino che batte con le mani verso Messina, lavoro da pivot per l'autore del gol che sta dicendo la partita, poi lo scarico indietro ancora su Tarantino che calcia addosso a Cuffaro, guadagna fallo laterale, respira ancora e resta lontano dalla sua porta il Castellammare. La rimessa per Riccardo Tarantino dentro l'area di rigore, Messina prolunga, diventa un tiro il suo colpo di testa, pallone fuori. Cerca di accelerare i tempi con il recupero dei palloni il Camarat. Baio, Romeo alza la testa, vede Pane, lo serve. Romeo per Baio, cerca di non buttare il pallone, cerca di arrivare con la qualità degli ultimi metri avversari il Camarat. Qui con Osvaldo, con il cross, pallone che rimane lì, Pierce sponda, Guadalupo, un dribbling forse di troppo, ancora Guadalupo al limite fermato, la palla però rimane lì, in qualche modo ne esce il Castellammare con Tarantino per Tempesta. Tempesta passa con la magia e subentra anche Tarantino, un 3 contro 2, adesso all'improvviso la palla di Tarantino intercettata. Tempesta si sta divertendo e sta facendo divertire, intanto va giù Tarantino. Siamo a tua scuola, mister! Agliaccio! Tanto la rimessa, Tempesta palleggia con Frisella, c'è l'intervento e il fallo del numero 11 che dà l'impressione sempre di avere quel qualcosa in più e di non riuscire a metterlo a frutto, di non riuscire a sfruttarlo, di non riuscire a metterlo in campo. Serio, alza la testa e lancia. Arken prolunga ma dalle parti di Di Paola. E Di Paola con calma la gestisce. 27 minuti 25 secondi qui al Giorgio Matranga, resiste il gol di Messina che qui perde il duello aereo con Baio ma guadagna un fallo laterale che è sicuramente più importante del suddetto duello. Tempesta fronteggia, ancora Tempesta in mezzo a tante maglie bianco-blu, resiste e tiene palla, scambia con Di Matteo, ritorna però Pane su di lui, allontana male la difesa del Camarat, interviene Caronia, Arken recupera per un attimo perché c'è Lampo che qui rischia sull'attacco dell'ex Modica. Tarantino verticale su Frisella che corre
Frisella la tiene, adesso spalla alla porta, si rifugia alla bandierina contro Samuele Serio, non arrivano rinforzi né dall'una né dall'altra parte, alla fine l'aiuto è per Frisella che guadagna un fallo laterale. Siamo ovviamente alla bandierina, un corner con le mani questo per il Castellammare che va dentro l'area con Tarantino, colpo di testa di Romeo, poi Archen protegge, c'è fallo di Caronia, punizione per la squadra ospite che ha poco più di 16 minuti più recupero per cercare di evitare la sconfitta. Guadalupo al piccolo trotto, lancio sul Lococo di testa di Matteo, poi arriva per primo Tempesta, partita anche di sacrificio la sua. Baio per Dolenti, Cuffaro, Osvaldo aspetta il pallone, non gli dà tregua Tarantino che la rispedisce al mittente. Dolenti vuole avanzare palla al piede e poi lanciare, palla però corta, interviene Messina. Frisella la gira su Tempesta che può arrivare in anticipo, ma Romeo è esperto oltre che fortissimo e allora anticipa. Pane, Guadalupo Pane, verticale su Osvaldo che si defila, Osvaldo dentro, Pierce respinto, ancora Pierce e allontana Adamo. Qui Pierce, una delle rare occasioni in cui ha avuto la possibilità di calciare. Calcio di punizione adesso per il fallo ai danni di Cuffaro che si rialza. Qui la verticalizzazione improvvisa di Osvaldo per Pierce che se l'è ritrovata sul destro, la spaccata decisiva da parte di Lampo che ha negato probabilmente anche il gol all'ex centravanti del Montelepre. E Camarat che prepara anche la mossa Ledesma per quello che sarebbe il terzo cambio dopo quelli di Archen e di Cuffaro. Dall'altra parte Noto ormai caldo, già da qualche minuto pronto ad entrare, ma intanto occhio a questo calcio di punizione per il Camarat. Pane la tocca per Osvaldo che converge, Lococo va a calciare, Di Paola, calcio d'angolo, parataso di Samuele Di Paola sul Lococo, ma come l'hanno gestita bene. Tanto arriva il giallo per Mione che all'ennesima protesta del Camarat per i palloni che entrano, non entrano, arrivano prima, arrivano dopo, alla fine dai, arriva il giallo anche per Mione. Occhio all'angolo, tanto movimento all'interno dell'area di rigore, poi si può partire con la battuta, primo palo, Guadalupo, pallone che rimane lì, ancora non lo allontanano e allora ci pensa Samuele Di Paola che ha appena fatto la parata della giornata sul tiro di Lococo. E ora la battuta lunga dove c'è Tempesta ma c'è soprattutto Serio che allontana. Pierce rientra da fuorigioco, Pane, verticale Archen, sponda Osvaldo, palla per Pierce che deve inseguirla per tenerla. Pierce propone il cross, c'è la deviazione, Messina si sacrifica il capitano in fallo laterale. Allora la rimessa per Lococo, ma prima il cambio nel Castellammare è il primo c'è l'uscita di Tempesta che si prende tutti i secondi che può. Partita eccellente da parte del numero 10 del Castellammare. E si prende anche tutti gli applausi possibili. Entra Salvatore Noto, ma il focus torna qui al punto di battuta del fallo laterale.
con Samuele Lococo. C'è la battuta del classe 2004, indietro su Romeo. Scambio con Serio, ancora il 3. Lococo. Baio con il cross in aria, Arken blocca Di Paola. Che con calma se la va a gestire. Direttore di gara che dice devo fischiare io, non ho colto il motivo. Ci fischia alla fine, mister! Ma così ti rilassi! Vedo un porco nuove! Mettici un ventilatore e non un roggio, così gira veloce! Cattarato 87 minuti! La battuta e la punizione di Paola di testa Baio, poi la calcia male Leonardo Musso. Romeo con le mani, lungo su Arken contro Messina, sbracciano i due, alla fine il fallo lo commette il capitano del Castellammare che prova a scusarsi, non sembra particolarmente propenso a accettare le scuse l'ex centravanti del Modica, ma si gioca Guadalupo. Serio, c'è spazio per Pane che può girarsi sull'attacco di Musso e allora Serio disorienta Noto e poi tocca su Guadalupo. Pane pressato, lo scambio che si chiude, ancora Guadalupo verso Arken che fa la sponda, era un'ottima sponda, non l'ha letta con i tempi giusti Cuffaro. Si riparte dal fondo, ultimi 10 minuti iniziati. Battuta lunga su Baio, poi Arken prolunga, anticipo di Lampo, poi di testa Guadalupo, il cross di Arken per Pierce, di testa di Paola. E poi un giocatore a terra nel Castellammare. È Cruciata, il classe 2008, è rimasto a terra. Tanto richiamato anche l'intervento dei soccorritori. È a terra dolorante, da capire anche cosa si è fatto da questa prospettiva, anche difficile capire. Tanto già pronta la contromossa per sopperire a questo problema da parte di Mione. Intanto c'è Lamitaro, il preparatore dei portieri del Castellammare, che apporta qualche nozione a Di Paola. È pronto ad entrare Giuseppe Musso, maglia numero 13, naturalmente un under, visto che deve uscire Cruciata. Tempo fermo già da un minutino. Sembra essersi rialzato in verità Alessandro Cruciata. Sì, portato fuori a braccio, problema alla gamba destra per lui. Pronto Vizzini che adesso entrerà
Alla fine non è stato necessario l'intervento da parte della Barella. Intanto c'è il cambio, Vizzini al posto di Romeo, e a questo punto gioca senza centrali, giocherà Serio. Intanto c'è giallo per Pane, per proteste. Sembra essere pronto anche Giuseppe Musso, però tanto restituisce il pallone Lococo. 6 minuti più recupero, e non sarà un recupero breve, a giudicare anche dalla dinamica della gara. Adesso c'è Baio che va a fare il centrale con Serio, Vizzini è il terzino sinistro, e qui guadagna subito un fallo laterale. E c'è il cambio, anzi doppio cambio, ecco perché non l'ha fatto subito Mione. Naturalmente va fuori Cruciata, va dentro con il numero 13 Giuseppe Musso. Anzi no, non entra Musso, entra Leto, altro 2008, maglia numero 16, che si va a mettere davanti, e il terzino destro lo fa Bartolo Caronia. Vuole tutta l'esperienza del mondo per questo finale, là dietro negli ultimi metri Mione, per proteggere l'ennesimo 1-0 della stagione che si sta profilando per la squadra solitamente in maglia bianca-azzurra, che per il momento si sta guadagnando un'altra settimana lassù davanti a tutti. Guadalupo, cross ribattuto, poi con la testa va da Serio, Baio, ormai non c'è più nulla da difendere per il Camarat. Verticalizzazione, cercato Pierce, anticipo, la palla rimane lì, conclusione ribattuta, si riparte dal fondo. Quindi il tiro di Osvaldo non ha incontrato deviazioni che potessero portare l'angolo. E intanto sembrava che, almeno a giudicare da quello che si vedeva nel corso del primo tempo, sembrava che potesse esserci spazio per Ledesma. Evidentemente Sclafani si è reso conto che non serviva un altro palleggiatore là in mezzo. Lococo, Baio, Serio, la può portare avanti. Ancora Baio per Pane, Lococo, il tunnel qui ai danni del nuovo entrato, ancora Lococo al limite, Guadalupo propone in mezzo, colpo di testa a mettere fuori di Adamo, ancora Guadalupo, deve cercare di liberarsi della palla, cerca compagni, trova Osvaldo sulla destra, Osvaldo sterza, ancora Osvaldo, vince il rimpallo, sempre Osvaldo, limite dell'area, può scaricarla per Pane, traversa, la palla non è entrata, rimane lì Arken prova a calciare e arriva il gol proprio di Arken, dopo il palo colpito da Pane, l'ha pareggiata il Camarat con la rete, la prima in maglia bianco-blu di Johan Arken. E si è sbloccato anche il nuovo arrivato in maglia montanara. Questa volta Di Paola nulla ha potuto sulla conclusione di Pane, che ha colpito la traversa, forse addirittura era rimbalzata un po' dentro lo specchio della porta, ma ci ha pensato Johan Arken. Dopo il salvataggio, tentativo di salvataggio da parte della difesa. Intanto qui il settore ospiti, che è particolarmente gremito, alza il coro Camarat e mancano poco meno di 2 minuti più recupero. Potrebbe addirittura esserci tempo per ulteriori emozioni.
di essere quasi al Vito Di Marco e non al Giorgio Matranga in questo momento, mentre fischia il pubblico di casa e sono anche fischi di paura perché continua ad attaccare il Kamarat con Lococo, le finte, ancora Lococo, però a passare, lo chiude Frisella, un tagliafuori regolare e Caronia che prova ad uscire ma perde il contatto col pallone e allora ancora Kamarat in possesso, ultimo minuto in arrivo, poi sarà solo recupero per decretare la fine di questa partita, il risultato finale di questa partita che si è riaperta all'improvviso con Vizzini che propone questa palla, Adamo allontana, tra l'altro è il primo gol incassato in casa in campionato dal Castellammare che era stato bucato in Coppa da Affun. Tanto un po' di tensione davanti alle panchine. E si può andare adesso col fallo laterale. Messina. Di Matteo, pallone allontanato, poi Archen, svirgola. Ancora Archen, ha una seconda occasione dopo il rinvio corto di Caronia. Pallone giocato in avanti da Cuffaro, scontro con Frisella, fallo laterale Kamarat, siamo già dall'altra parte. Attendiamo solo la segnalazione del recupero. Rimessa per Guadalupo, è scaduto il 90esimo, 5 minuti di recupero, 300 secondi per il Castellammare per resistere, per il Kamarat per completare la rimonta e infliggere la prima sconfitta casalinga della stagione alla squadra di Mione. Qui allontana Adamo, c'è Pane sulla palla, Vizzini, serie di finte, la tiene Vizzini, viene messo giù da Di Matteo col fallo, punizione Kamarat. La tensione è palpabile sugli spalti del Matranga perché adesso i tifosi del Kamarat ci credono e c'è il gelo per quanto riguarda invece il pubblico casalingo, anche perché se il Kamarat vince sorpassa proprio il Castellammare, ma occhio alla punizione. Siamo nel corso del primo dei 5 minuti di recupero, chiama lo schema da lontano Lococo, c'è Pane sul punto di battuta, fischia l'arbitro, Pane con lo schema, Guadalupo il controllo a seguire, ancora Guadalupo, ingresso in area, Guadalupo se la riporta sul destro, non perfetto lo schema, non perfetta l'esecuzione, Guadalupo la tiene, Pane, Lococo se la porta avanti, inseguito da Dama, ancora Lococo, perde il rimpallo, la palla c'è la Guadalupo che propone il cross, ribattuto, allontana la difesa con l'intervento da parte di Leto, ma la palla ce l'ha ancora il Kamarat con Dolenti che va al lancio lungo, cerca Pierce, lo trova, Archen col controllo di testa, Archen col tacco, Osvaldo si va a riempire di nuovo l'area del Castellammare, Osvaldo tiene il pallone, scodella questa palla al centro, Pierce con la sponda, Di Paola la tiene con calma, andati via i primi 100 secondi del recupero, c'è ancora 3 minuti e spicci da giocare, Di Paola con Frisella che non la riesce a tenere, fallo laterale Kamarat. Dato il possesso palla del secondo tempo, se mai lo avessimo a disposizione sarebbe nettamente favorevole alla squadra di Sclafani. Dolenti, rilancio dalle parti di Archen, altra sponda di Archen da Adamo, c'è, è allontana, poi la spinta da dietro di Frisella, l'arbitro lascia giocare ma secondo me c'era fallo e allora attenzione a Frisella con la palla centrale, con Musso che serve poi i compagni, attenzione qui all'inserimento, ma c'era il fuorigioco da parte di Noto, ma c'era stata comunque la parata di Dolenti e allora pericolo scampato per il Kamarat che la gioca subito in avanti dalle parti di Lococo, Caronia di testa in fallo laterale. Intanto le proteste della panchina del Castellammare perché Sclafani si era andato a prendere letteralmente la palla quasi nella panchina del Castellammare, ma c'è la rimessa già subito per il Kamarat. Ultimi 2 minuti qui al Matranga, di testa Adamo, Frisella,
la ammortizza per servire i compagni, nello specifico Leto che viene fermato, e allora palla in avanti subito, Lococo d'esterno, la palla per Osvaldo che converge, Osvaldo contro Lampo, Osvaldo in area, Osvaldo se lo divora a tu per tu con Di Paola, ha avuto la palla per vincerla il Camarat, ma Osvaldo se l'è divorato. Con Archen che reclamava la palla davanti alla porta, Osvaldo aveva fatto una grande giocata qui sul Lampo, ma non ha avuto la freddezza, forse anche un po' stanco. Il cugino d'arte che per poco non completava la rimonta, non completava il comeback del Camarat, e si rimane 1-1. Ultimo minuto in arrivo, con Di Paola che rimette al centro del campo, di testa Frisella, Tarantino, il campo è finito ed è ancora rimessa ed è ancora chance per gli ospiti, con Serio che si appoggia a Dolenti, ancora Samuele Serio, la porta avanti, poi si appoggia a Pane che la vuole sempre sui piedi, Guadalupo se la viene a prendere, ancora il 20 che avanza, inseguito, la palla per Vizzini, Vizzini col cross, rimessa dopo l'intervento di Di Matteo, e sarà proprio il 22, uno dei reduci della scorsa stagione, a mettere dentro con le mani. La rimessa di Vizzini verso l'area, pallone colpito di testa, ma attenzione sui piedi di Guadalupo e la respinta a corpo morto di Lampo nell'ultima occasione della partita a tempo scaduto. Finisce 1-1, ma che finale con Guadalupo che ha avuto la palla gol dopo quella di Osvaldo, ma termina con un pareggio. La partita del Matranga, pareggio vibrante con tante emozioni, con anche qualche discussione, ma alla fine premiata la caparbietà, la resistenza della formazione guidata da Mione, che mantiene l'imbattibilità interna, subisce il primo gol casalingo in campionato della stagione e soprattutto mantiene almeno per qualche ora il primato. Sfuma l'operazione sorpasso per il Camarat, che però ha sfoderato un secondo tempo di grande qualità e forse meritava qualcosa in più. Dunque, andando a ribadire il punteggio finale, Castellammare 1, Camarat 1, dal Giorgio Matranga di Castellammare è tutto, da Francesco Cammuca è tutto, un saluto e un ringraziamento e appuntamento alla prossima.